In Giappone, a Tokyo, la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci porta anche un po' di Sicilia in una iniziativa promozionale per valorizzare i prodotti dell'isola. Laura Pasquini. L'Amerigo Vespucci approda a Tokyo con il Villaggio Italia che promuove i prodotti made in Sicily. A confronto due artisti maestri dei diversi continenti. Per il siciliano Domenico Boscia, focus sulla lavorazione della ceramica. Alla base l'arte del kintsugi, utilizzata in Giappone dalla metà del 1400 per impreziosire con la polvere d'oro oggetti rotti, rendendo la fragilità un punto di forza e perfezione. E si inizia dalla dimostrazione su carta. Una cosa straordinaria, praticamente la tecnica che lui ha utilizzato attraverso l'utilizzo di questi inchiostri colorati con la presenza dell'oro, e io praticamente li ho fusi, mi sono fuso con questo attraverso praticamente la tecnica della ceramica artistica, una performance che in un certo qual modo porta due culture, due realtà ad incontrarsi e da qui far venire fuori un lavoro straordinario. Il Villaggio Italia è una expo itinerante che accompagna il tour mondiale dell'Amerigo Vespucci. Dopo Los Angeles e Tokyo, la nave è attesa in Australia e Singapore.